Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui, né con il vento, perché son stato io a sollevarti il mento, perché non ti comprai e adesso non ti vendo. È l'estate del 1976 quando Gianni Bella incide Non si può morire dentro, ma queste parole non scalfiscono il cuore di Fraizzoli, presidente dell'Inter, che in un pomeriggio di luglio chiama Roberto Boninsegna. Domani devi essere a Milano, la società ha deciso di cederti alla Juventus. Bonimba è incredulo, ma non può fare altrimenti. Si trasferisce a Torino e al suo posto in nerazzurro arriva Pietro Anastasi. Anche Pietruzzo cambia maglia controvoglia dopo 3 scudetti vinti con la vecchia signora. 2 cuori infranti che non riescono a consolarsi con le parole della canzone di Gianni Bella, che vince il Festival Bar di quell'estate, mentre Panenka decide gli europei di calcio con uno storico cucchiaio. Adriano Panatta vince gli Open di Francia. Felice Gimondi trionfa al Giro d'Italia e Niki Lauda rimane incastrato nell'inferno della sua Ferrari sul circuito del Nürburgring. Inter e Juventus danno vita così a un derby d'Italia insolito, giocato sotto gli ombrelloni a colpi di mercato e di polemiche. Bonimba avvelenato con Fraizzoli, Mazzola e mister Chiappella, Anastasi separato in casa per via dei dissidi con Carlo Parola, 2 bandiere che smettono di sventolare per i propri colori. Lo scambio diventa ufficiale l'8 luglio. Pietruzzo è 5 anni più giovane e alla Juve vanno 800 milioni di conguaglio. Gianni Brera però sentenzia: Anastasi è finito e se non fosse stato finito la Juventus non l'avrebbe dato via. Il tempo gli darà ragione. Boninsegna in coppia con Bettega trascina la vecchia signora 2 scudetti consecutivi, a una Coppa Italia e al primo titolo europeo, la Coppa UEFA del 1977. Anastasi invece in nerazzurro vince la Coppa Italia nel 78. Mentre Bonimba vive una seconda giovinezza, Pietruzzo imbocca il viale del tramonto, convinto che i giorni di gloria siano ormai passati. Roberto segue una regola non scritta: per sostituire un idolo bianconero come Anastasi in campo deve sempre dare il massimo e all'ombra della mole torna a essere un animale da gol che non ha nemmeno bisogno di guardare la porta. Anastasi all'Inter diventa maestro di un futuro campione del mondo e futura bandiera nerazzurra, Spillo Altobelli. Storico il primo incontro dopo lo scambio, il 16 gennaio 1977 a Torino, quando con una doppietta Boninsegna stende la sua amata Inter. 2 gol contro chi aveva deciso di cederlo. Ma l'amore per i tifosi resta intatto, tanto che a San Siro, con la maglia della Juventus, Bonimba non ha mai voluto giocare. Simbolo di un rapporto speciale tra un idolo e la sua gente e di una rivalità storica tra le 2 regine del calcio italiano.